benvenuti, oggi è lunedì 11 settembre 2023. Il sole sorge alle 6.37 e tramonta alle 19.21. La luna sorge alle 20.08 e cala alle 7.29. Oggi si celebra Sant'Elia. Il nome Elia è di origine ebraica e significa Dio è il mio Signore. Il suo numero fortunato è il 3. Il colore il blu, la pietra lo zaffiro e il metallo il rame. Cambia la stagione e anche i nostri armadi hanno bisogno di una rinfrescata. Se volete aprire le vostre ante e ritrovarvi in un fresco giardino estivo, vi basterà un semplice limone. Come fare? Basta spremerlo e mettere il succo da parte. A questo punto tagliate le bucce e fatele bollire in 2 litri d'acqua. Una volta terminato basterà unire il dicotto al succo e con questa soluzione lavare gli interni dell'armadio, per poi asciugare con un panno e far arieggiare qualche ora. Vi sembrerà di trovarvi nella costiera amalfitana. Da tutti riconosciuto come il degno erede del maestro del brivido Alfred Hitchcock, compie gli anni oggi Brian De Palma, famoso regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, autore di cult movie come Carrie, Scarface, Carlitos Way o Mission Impossible. De Palma è padrone indiscusso della suspense e del movimento di macchina, capace di ipnotizzare e tenere incollati all'azione. Compie invece 68 anni il cantautore dolce un po' salato più famoso d'Italia, Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, interprete e autore di successi internazionali come appunto Gelato al cioccolato, Su di noi o Sarà perché ti amo, interpretata dai Ricchi e Poveri nel Festival di Sanremo del 1981. Pupo è anche un famoso conduttore televisivo e un appassionato tifoso della Fiorentina, club per il quale ha scritto la canzone È Fiorentina. E rimaniamo in tema di calcio anche per il nostro ultimo compleanno, quello di Franz Anton Beckenbauer, meglio noto nel mondo del calcio come il Kaiser, ovvero l'imperatore. È stato uno dei primi, a cavallo tra gli anni 60 e 70, a sviluppare il cosiddetto ruolo del libero, non soltanto difendendo, ma proponendosi anche in fase di sviluppo della manovra di gioco. Sono le 8.46 del mattino. Un aereo Boeing 767 si schianta a circa 800 km/h sulla torre nord del World Trade Center. Questo giorno cambierà per sempre la storia degli Stati Uniti e del mondo. L'attacco alle Torri Gemelle è infatti uno degli attentati terroristici più gravi della storia, in cui sono rimaste uccise più di 3.000 persone. Le immagini di uomini e donne disperati, coperti da polvere o fiamme, la corsa dei soccorritori, i crolli in diretta TV, sono fotografie indelebili rimaste fisse nei nostri occhi e nella nostra mente. Quante volte vi è capitato di ricevere email sospette dalla vostra banca o da siti in cui avete effettuato una registrazione? Attenzione a quello che cliccate, si chiama phishing ed è una particolare tipologia di truffa. Come avviene? Generalmente arriva un messaggio via email che ci avvisa che c'è un problema relativo al nostro account legato alla sicurezza. Alziamo lo sguardo verso le stelle per affidarci ai consigli del nostro Marco amato. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Ecco che questo lunedì si apre con una ruggente luna in Leone e Venere è di nuovo attiva. Vediamo cosa combinano nel segno del Sole le signore dello zodiaco. Ariete, sicuramente ottimo per voi con slancio e grinta maggiore. Luna e Venere dalla vostra, amore a tutto spiano, dateci dentro cari Ariete. Toro, il cielo di oggi vuole le signore dello zodiaco assolutamente in disputa con Giove. Luna e Venere durante l'arco della giornata non intesseranno dei buoni rapporti con Giove e Urano nel vostro segno zodiacale. Molto probabilmente vi dovete rendere conto che alcuni rapporti professionali e affettivi sono oramai tramontati. Gemelli, la giornata di oggi è ottima soprattutto per le relazioni comunicative, flirt e per partire a livello lavorativo con un'idea nuova che vi rende
siete protagonisti della settimana. Cancro, la giornata di oggi fa incontrare la vostra dea Luna con la bella Venere, una Venere di nuovo attiva, una Venere di nuovo propositiva dopo 2 mesi di stacco, ed ecco che finalmente da poco tutte le energie attive dello zodiaco in amore tendono di nuovo a rinsaldarsi, di nuovo alla carica con uno dei vostri progetti forse un po' stranfalati. Ridimensionatevi, accettate i consigli dei familiari o di chi vi vuol bene. Leone, giornata splendida per voi oggi che vede un tripudio di femminilità, affettività e abbraccio nel vostro cielo zodiacale. Luna congiunta a Venere oggi allieterà la giornata affettivamente per voi e per tutti gli altri fratelli di fuoco del cerchio zodiacale. Vergine, giornata oggi un po' pensierosa proprio perché la Luna è nel vostro ideale 12° campo e associandosi a Venere vi fa riflettere un po' su dinamiche affettive. Ci penseranno però il Sole e un Mercurio ancora retrogrado a tentare di diversificare. Forse vi sarà utile cambiare aria o spostare i pensieri. Bilancia, giornata oggi che vede un armonico aspetto tra Luna, Venere e Marte. Tornano alla ribalta gli effetti nel vostro panorama e finalmente ora siete pronti a darvi, quindi non rimanete rigidi. Scorpione, Luna e Venere oggi contro, probabilmente c'è sempre una stanca affettiva di cui accusate la manchevolezza. Cercate comunque di direzionare i vostri investimenti affettivi verso qualcosa di più congruo e consistente. Sagittario, ottima giornata oggi per riprendere tutta una serie di relazioni e di attività. Un lungo periodo di preparazione si prepara all'orizzonte per voi che volete finalmente cambiare la vostra maniera di relazionarvi all'amore, alle fette agli altri. Capricorno, una giornata che vede una lieve opposizione della Luna in mattinata che poi si convertirà in un lasciapassare emozionale per tutto il resto della giornata. Cercate di essere comunque più leggeri, anche perché sornioni e furbi siete quelli che tra l'altro guadagnano di più dagli investimenti lavorativi e dalle possibilità di piccoli colpi di fortuna concessi solo a voi per adesso nello zodiaco. Acquario, giornata con Luna e Venere in opposizione. L'amore sembra quasi farvi un agguato, dovete cercare di capire se veramente siete disponibili o no. Non state forse un po' ritardando un po' troppo queste decisioni? Vi fa davvero così paura l'amore a forza? Pesci, giornata oggi che vede le energie zodiacali lasciarvi un po' in pace e farvi iniziare questa settimana con una dolce amorevolezza nei confronti degli altri. Sarà comunque una settimana piena di sfide, quindi fatevi forti, ma non perdete mai il vostro amorevole charme. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Sul piazzale di Porta Pia a Roma, nel tragitto da casa a Palazzo Chigi, Benito Mussolini sfrecciava sulla sua Lancia Labda Coupé de Ville. Nello stesso momento, l'anarchico Gino Lucetti lanciava una bomba contro la vettura, senza riuscire a colpirla. La bomba ribalzò infatti contro lo sportello della vettura ed esplose in strada, ferendo 8 persone, senza colpire l'obiettivo. Lucetti fu immobilizzato da un passante, tale Ettore Perondi, e raggiunto dalla polizia per essere poi condannato a 30 anni di carcere. Siete anche voi come me degli animali notturni? Sia che si tratta di divertimento o di lavoro, c'è un'espressione in inglese che indica proprio questa particolare abitudine: burn the midnight oil, letteralmente traducibile con bruciare l'olio di mezzanotte. Questa espressione viene utilizzata per parlare di qualcuno che fa le ore piccole restando sveglio tutta la notte. Se volete recuperare tutte le nostre puntate potete trovare il nostro almanacco direttamente su YouTube al canale Sicilia Play. Oggi parliamo di George Orwell, scrittore, giornalista e attivista politico, autore di 1984 e La fattoria degli animali. Un genio visionario che ha saputo raccontare il nostro presente quando sembrava ancora un impossibile futuro. Certo, Orwell non poteva certo immaginare che il Grande Fratello sarebbe un giorno diventato un programma TV. Prima di salutarci vi lascio con la frase del giorno. Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice.
Siamo arrivati alla fine e io vi aspetto anche domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.